Dovrei partire. Buonasera, benvenuti a questo quarto appuntamento dei Giovedì della Cultura e un cordiale saluto anche a coloro che numerosi ci seguono in streaming da casa. Etica e politica nel cristianesimo antico, questo è il titolo della conferenza di questa sera. E del resto il binomio etica-politica indica, a maggior ragione nei tempi nostri, quello che è un po' la strutturale difficoltà della relazione dell'uomo con il suo simile. E la nuova religione cristiana che si affaccia al mondo antico trova con esso dei punti di contatto. L'agape, in fin dei conti, intesa così generalmente come prossimità evangelica, trova la sua affinità con la filia e quindi la dimensione politica della relazione amicale e diventa elemento strutturale della polis. Del resto Aristotele nella sua Etica Nicomachea sostiene che lo stesso legislatore dovrebbe più ispirarsi alla filia che alla giustizia. E quindi ci sono questi rapporti, diciamo, di vicinanza e di lontananza. Relatore graditissimo e di eccezione è Don Stefano Di Donè, che ringraziamo ovviamente per la sua cortese disponibilità, che è docente di teologia fondamentale e direttore di studi a Patavina. Lascio la parola a lui, ringrazio tutti per la presenza e per l'ascolto, auguro a tutti una buona serata. Prego. Grazie, ringrazio il dottor Fontana per la presentazione, saluto il Presidente, quanti sono presenti in sala, saluto quanti sono collegati via streaming. Mi sembra che il ciclo di conferenze di quest'anno ruota attorno a due comuni elisse, a due fuochi, appunto classico e universo, no? Temi un po' di attualità scientifica e di classicità. Certamente l'incontro di questa sera è più sul filone del classico, perché cercherò di proporre attorno a questo macro tema etica e politica nel cristianesimo antico una mia rilettura del capitolo quinto della lettera di Ogneto, attorno a questo concetto della paradoxos politeia, che è appunto lo stile di vita paradossale dei cristiani all'interno del cristianesimo antico, sostanzialmente nel secondo secolo. Io non sono uno storico del cristianesimo, come sapete, però il tema mi è balzato subito come un tema estremamente interessante, proprio a partire da uno degli snodi che occupano anche un po' la mia attenzione, cioè perché preoccuparsi del cristianesimo antico in un contesto di crisi del cristianesimo contemporaneo? Perché rileggere alcune opere classiche del cristianesimo antico ci aiutano forse a trovare quella forza di ispirazione per leggere anche il nostro tempo. E possiamo dire che il nodo della questione è il rapporto tra il cristianesimo e la città. Come i cristiani si occupano lo spazio, vivono nello spazio della città. Oggi si parla molto di etica per la città e vedremo questa sera. Ma in fondo il macro tema ancora più sullo sfondo è: il cristianesimo è una religione o una fede? Si pone sul piano della cultura o della spiritualità? Nel secondo secolo noi a questa domanda rispondiamo con la seconda opzione, cioè il cristianesimo è una spiritualità all'inizio, poi si struttura anche come una religio, cioè come una religione in questa forma strutturata, ma all'inizio è come appunto evangelicamente il seme e appunto l'anima del mondo, secondo appunto quella espressione, l'anima mundi che troviamo nella lettera di Ogneto. Allora, perché questo tema? Perché quest'estate, penso come molti di voi, ho letto il testo di Andrea Riccardi, La Chiesa brucia, crisi e futuro del cristianesimo. Testo spietatamente lucido, no? Che offre una diagnosi certamente discutibile, ma che fa pensare del cristianesimo attuale. Discutibile, dico, ma non archiviabile facilmente. Riccardi vede nell'incendio di Notre Dame, come sappiamo, l'immagine simbolica del disfacimento, della crisi del cristianesimo nel nostro tempo.
e vede appunto in questa venir meno della certezza della cattedrale parigina il venir meno appunto di una presenza del cristianesimo nel mondo. E c'è un passaggio in cui Riccardi prende le distanze da un altro grande saggio che ha fatto discutere in ambito contemporaneo, cioè il saggio dello storico statunitense sociologo Rod Dreher, che è L'opzione Benedetto, saggio del 2017, che configura, diciamo, una prospettiva, no? Un'opzione radicale dei cristiani di questo tempo, che ricalca un po' l'antica idea benedettina della fuga mundi, cioè in un contesto di evaporazione dei valori, no? Di scristianizzazione, Dreher suggerisce appunto di tornare a quel modello, no? Di ritirarsi in qualche modo da questo mondo. E Riccardi giustamente prende le distanze da Dreher dicendo che questa non è la linea del Vaticano II. Non è la linea appunto di una cultura che si allontana, si distacca, ma occorre percorrere un'altra strada. E in questo senso questa dialettica, possiamo dire, tra Riccardi e Dreher rappresenta secondo me una dialettica interessante, perché ci mostra come in fondo il cristianesimo, quando deve ricollocarsi, ripensarsi, chiama in causa la sua posizione con la città, che in fondo è l'icona del mondo. Città o deserto? Il cristianesimo antico, appunto, l'opzione deserto è perseguita dai padri del deserto, no? Che fuggono, e però ci sono i cristiani che vivono nel mondo. Ecco, in questo contesto, rileggere un testo come il capitolo quinto, l'insieme, ma il capitolo quinto della lettera a Dionieto, secondo me è molto interessante. Ci mostra anzitutto che il cristianesimo ha bisogno di un radicamento, anzitutto di un ritrovamento delle sue radici più spirituali. E dicevo, no, la questione è quella della città. Vado subito a leggere un primo passaggio di questo testo, conosciutissimo ma sempre di grande attualità, citato 5 volte nei documenti del Vaticano II e è stato anche ricordato ultimamente, è stato trovato citato in alcune situazioni anche della stagione del Covid, dopo dirò qualcosa a riguardo. Nel capitolo quinto leggiamo questo primo paragrafo. I cristiani infatti non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per modo di vestire. Non abitano in qualche luogo, in città proprie, né si servono di qualche linguaggio strano, né praticano un genere di vita particolare. Mentre abitano città greche o barbare, secondo quello che ciascuno ha ricevuto in sorte, seguono le usanze locali quanto agli abiti, al cibo e al modo di vivere. E mentre fanno questo, manifestano come mirabile e paradossale il sistema delle loro istituzioni. Una traduzione italiana, insomma, che dice esattamente questo paradosso, cioè di abitare una città però con uno stile di vita completamente diverso. Ecco il rapporto con la città. Ed è su questo che propongo questa lettura. Oggi ci sono molti studi dedicati all'antropologia urbana e all'etica della città. Mi riferisco per esempio al saggio del sociologo statunitense Richard Sennett, Costruire e abitare, etica per la città, parso in italiano per la Feltrinelli nel 2018. Oppure del testo di Marzano e Urbinati, La società orizzontale, liberi senza padri, no? Che utilizza la metafora della pianura per dire l'assenza, in un contesto geograficamente piatto, di picchi, cioè di punti di riferimento. Un contesto di un mondo sociale e culturale dove non c'è nessuna autorità in grado di offrire un punto di riferimento, ma ognuno traccia liberamente il proprio percorso in spazi aperti e senza confini. Si stanno poi allestendo anche percorsi e tentativi, no, di percorso di teologia urbana, per dire, no, che il contesto in cui viviamo, anche a livello appunto di dibattito culturale, è legato a questo fenomeno dell'urbanizzazione. I demografi hanno calcolato che abbiamo superato la soglia per cui la maggior parte delle persone vive nelle città piuttosto che in campagna.
e nei prossimi decenni ci sarà appunto, si calcola che il 70% del totale della popolazione mondiale abiterà in città. Quindi che città sono queste che abbiamo davanti e come si rapportano con le antiche polis? Più a misura d'uomo certamente nell'antichità, ma appunto l'idea è dire è questo il rapporto che si configura, come abitare in questo spazio della città. L'idea di Sennett, cito un attimo questo autore perché è interessante, è di recuperare il senso della polis a partire da una distinzione che fanno i francesi, la lingua francese, tra la ville e la cité. La ville è la costruzione architettonica, che si sovrappone un po', diciamo, è la struttura della città. Invece la cité è proprio il modo di abitare la ville, cioè appunto è lo stile. L'idea di polis è più vicina a quella di cité che di ville. Quindi è con la rivoluzione industriale che in qualche modo la ville, per eccellenza, no? La ville è Parigi, la ville di Parigi si amplifica, si estende, no? Fino a diventare ed esplodere nei suoi confini. E in questo senso aumenta la divaricazione tra la ville e la cité, fino alla situazione attuale. Ecco, proprio il recuperare questa dimensione della città, della cité, che propongo questa sorta di rilettura, no, del capitolo quinto della lettera di Ogneto, perché guardando a questo testo possiamo trovare appunto qualche elemento di interesse per ricollocarci all'interno di un contesto urbano in profonda trasformazione. Certo, la lettera di Ogneto, come sappiamo, è un testo iconico, potremmo dire, del cristianesimo pre-costantiniano. Siamo nel secondo secolo, prima della grande svolta del 313, ed è idealmente un testo che esprime l'autocoscienza del cristianesimo antico, quello più vicino, possiamo dire, ai testi neotestamentari. Certamente contiene un'idealizzazione della vita cristiana, ma il dato storico è esatto, cioè fino alla fine del secondo secolo il cristianesimo non è ancora strutturato così come lo conosciamo noi oggi. O come appunto lo descrive Riccardi, no? La crisi terminale del cristianesimo. Ma quale cristianesimo? Quale edizione del cristianesimo? Di quell'edizione, diciamo, costantiniana, se vogliamo dire, cioè strutturato attraverso un calendario liturgico, feste, luoghi liturgici. Ecco, l'editto è del 313, ma fino al 354 c'è ancora una fase di passaggio. Poi nel 354 accade che con il calendario filocaliano comincia a costituirsi il calendario festivo cristiano accanto a quello pagano, poi iniziano appunto a realizzarsi i primi luoghi di culto. Ma fino a quel momento il cristianesimo rimane in qualche modo, come l'ha definito Filorami, una religione invisibile, cioè non ha luoghi di culto ancora, il culto viene praticato nelle case, culto domestico, non c'è appunto un calendario di feste, non c'è un'iniziazione cristiana strutturata attraverso dei riti, un catechismo, eccetera. Eppure, nonostante queste carenze, quel messaggio universale, no? Si parlava prima dell'agape e della filia, il messaggio dirompente, no? Del cristianesimo paolino, potremmo dirlo, cioè di quello che viene pensato, no? E anche modellato dalla sintesi di Paolo, rimane in qualche modo un messaggio un po' potente. E ciò che caratterizza questa prima fase del cristianesimo antico, appunto, è il discepolato. Cito solo un testo del Nuovo Testamento, che è il capitolo 11 di Atti, dove si dice che ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Atti 11, 26. È interessante che ad Antiochia e non a Gerusalemme i cristiani vengono chiamati così. E ad Antiochia e non a Gerusalemme, ecco, altre due città. E
È interessante questo spostamento di città, da Gerusalemme, centro religioso, ad Antiochia. È lì, possiamo dire, nella periferia, che i cristiani, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, cioè è da lì che inizia quel nome. Non si danno loro il nome, ma furono chiamati. Non sono un gruppo che dicono noi siamo cristiani e vogliamo vedere tutelati i nostri diritti nella città di Antiochia, ma lì ad Antiochia, in quell'esperienza, vengono chiamati così, cristiani. Ecco, e perché vengono chiamati con questo nome? Perché il loro stile di vita richiamava esattamente lo stile di vita di Cristo. Infatti il testo continua dicendo: cominciarono a parlare anche i greci annunciando che Gesù è il Signore, e la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Come dire, i primi passi del cristianesimo sono caratterizzati da questo legame di discepolato e di testimonianza. Ecco, in questo senso la lettera di Ogneto, che è un testo cristiano in greco antico, no? Un autore anonimo, Ogneto è un nome diciamo che non ha corrispettivo storico, è, come ha scritto un grande studioso dei testi cristiani antichi, Norden, è il testo più scintillante che è stato scritto in greco dai cristiani. E in questo senso queste espressioni hanno una potenza inusitata. Abitano ciascuno la propria patria, ma come stranieri, e a tutto partecipano attivamente come cittadini, e a tutto assistono passivamente come stranieri. Ogni terra straniera è per loro patria, e ogni patria terra straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non abbandonano la loro prole. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Vivono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Testi che echeggiano la sintesi paolina, nella prima lettera ai Corinzi. Una lettera, da qualche informazione, diciamo, più così storiografica, secondo la ricostruzione di Franco Pizzolato, docente emerito di letteratura cristiana antica all'Università Cattolica di Milano, questo manoscritto sarebbe stato scoperto nel 1436 a Costantinopoli, in un podere di un pescivendolo che stava incartando il pesce proprio con questo manoscritto. Non si sa dopo quanto sia verosimile la ricostruzione. Da qui poi un chierico occidentale, Tommaso d'Arezzo, l'avrebbe recuperato, comprato e portato in Occidente, trascritto e poi custodito in un manoscritto a Strasburgo, però è andato distrutto nel 1870. Poi è stato ricostruito appunto successivamente fino appunto ai nostri giorni. Le ipotesi più legittime appunto riferiscono che l'autore sia uno scrittore di tendenze evidentemente, marcatamente paoline, vissuto nella prima metà del secondo secolo. E questa è un'ipotesi appunto che al di là poi dell'origine del testo ci dice che è il testo, possiamo dire, più vicino ai testi sacri o ispirati del Nuovo Testamento. Rispetto, dicevo, alla lettura che viene fatta convenzionalmente, propongo di sostare su questi versetti a partire da due coordinate fondamentali, cioè le coordinate fondamentali in cui si collocano e in cui si colloca la vita della città, cioè lo spazio e il tempo. Dicevo, il cristianesimo è una cultura che prende poi forma in una religione o è una spiritualità che tende ad essere più una mistica, un'esperienza di fede mistica? Ecco, sono questi due fuochi attorno ai quali si concentra in fondo quella che è un'esperienza antropologica fondamentale, l'abitare uno spazio nel tempo. L'abitare, ci sono modi diversi di abitare la città. Ho citato Gerusalemme e Cartagine e Gerusalemme e Antiochia. Adesso ci sono due icone, diciamo, di questo, che sono Cartagine e Alessandria. A Cartagine abita Tertulliano, uno dei
gli autori massimalisti, no, dell'esperienza cristiana, secondo la cui, no, uno degli autori che non abbandonano i figli. In questo senso c'è il marchio di fabbrica, diciamo, della cura dell'esperienza cristiana, che, dicevo, si struttura tra il secondo e il terzo secolo attorno a due luoghi, no? Il deserto e la città. Il deserto dei monaci che vivono l'ascetismo più radicale e la ricerca di Dio, il Quare Deum, e la città, il luogo in cui i cristiani cercano di vivere la loro esperienza di fede. Ecco, quindi il testo dell'Indionieto è interessante perché? Perché non definisce chi è il Dio dei cristiani. Questa è la prospettiva, insomma, interessante per oggi, perché noi vediamo da un contesto in cui abbiamo messo per ragioni storiche, eccetera, più la definizione di Dio, no? Che la troviamo nel catechismo, nel credo. Ora, la definizione di Dio è questa, allora a questa deve corrispondere, no, il cristiano, deve corrispondere a un qualcosa che è già detto. Qui invece il volto di Dio viene ricavato dal modo, dallo stile di vita dei cristiani, cioè il volto di Dio si ricava dal modo di vivere, dalla pratica della vita. Ed è questa inversione che forse anche oggi può essere interessante da stimolare, cioè in fondo che corrisponde a un adagio proprio dell'esperienza cristiana, lex orandi, lex credendi, che potremmo tradurre così: dimmi come preghi e ti dirò in che cosa credi, dimmi in che modo ti rapporti con il divino e ti dirò qual è il tuo credo. Oggi invece abbiamo rovesciato, prima diciamo qual è il credo e poi cerchiamo di adeguarci a quel credo, però è una prospettiva tendenzialmente più volontaristica, no? In questo senso è interessante questi testi cristiani antichi. Dicono che la pratica della fede e il comportamento dei cristiani rivelano la natura, il volto del loro Dio. Cioè sono i credenti che veicolano una certa immagine di Dio, col loro modo di essere, col loro modo di vivere. Ecco appunto il perché e l'importanza di questo testo. Per esempio, una traduzione, quella di Matteo Perrini, dice: abitano i cristiani non la propria patria, ma appunto come stranieri. Qualcuno dice come immigrati che hanno il permesso di soggiorno, cioè in condizioni di estrema precarietà. Adempiono i loro doveri di cittadini, eppure appunto vivono i pesi della vita sociale con un interiore distacco. Ogni terra straniera per loro è patria, ma ogni patria è terra straniera. Cioè c'è una condizione, c'è un modo, no, di vivere che testimonia di una tensione interiore, che è una tensione data appunto dall'esperienza credente. Stava stretta, no, all'autore di questo testo della lettera di Ogneto la grande divisione politica nella polis antica, no, che distingueva nettamente tra cittadini e stranieri. Chi aveva diritto a stare nella città perché nato nella città doveva soggiacere alle leggi di quella città, e quella forma di vita era appunto una forma di vita ideale. È lo Stato che consegna ai cittadini il bagaglio di valori a cui riferirsi. All'infuori di esso ci sono gli stranieri, che possono certamente essere accolti temporaneamente nella città, ma non possono essere integrati in quella realtà. Cittadini e stranieri. Ecco, in questo senso la tensione che anima questi versetti, no, della lettera di Ogneto è una tensione tipicamente neotestamentaria. Cioè l'amor Dei, ecco, per usare un'espressione agostiniana, cioè l'amore di Dio non rende estranei i cristiani, ma li rende solidali con le donne, con gli uomini che convivono con loro in quel territorio, in quello spazio. L'amor Dei non è ostile alla polis, ma consente di vivere nella polis, cioè nella città, con un'etica
e di dare un'anima a quella città. In questo senso, no, la categoria cristiana di agape non è riducibile all'amore romantico, all'amore sentimento, ma assume una valenza intrinsecamente politica e insieme escatologica, etico-politica, oltre che escatologica. Cioè i credenti abitano lo spazio non fuori dal mondo, ma all'interno di quelle coordinate. E questa tensione, che era stata studiata in maniera molto acuta da un grande studioso che è Lazzati, nell'Università Cattolica di Milano, aveva dedicato proprio i suoi studi e storia di cristianesimo antico proprio in particolare a questo paradosso, no, della lettera di Ogneto, alla paradoxos politeia della lettera di Ogneto. Ed ha animato anche la grande svolta, appunto, dicevo, del Concilio Vaticano II, che riprende proprio questo testo, la lettera di Ogneto, per 4 volte, e usandolo come modalità per dire il rapporto tra i cristiani e il mondo o la società del loro tempo. Su questo mi piace citare in questo contesto una testimonianza più recente, non testimonianza della Chiesa antica o del cristianesimo antico, ma una testimonianza di una donna dei nostri giorni, una laica contemporanea, che è Paola Bignardi, che in una conferenza tenuta a Roma alcuni anni fa è andata in profondità su questo punto del rapporto tra cristianesimo e mondo. E diceva testualmente così: lo spazio del nostro vivere è il mondo. Lo scorrere delle nostre giornate diventa l'esperienza del mistero di Dio dentro il tempo. Partecipiamo alla dimensione del mistero che c'è in ogni istante, che è il mistero di Dio incontrato nel mistero della vita. Più il nostro sguardo si allena ad intuire dentro la vita il mistero di Dio, e più scopre l'intensità del mistero della vita stessa. A me pare, no, che questa testimonianza ci aiuta a rispondere alla domanda che facevo all'inizio, no? Se il cristianesimo è più, possiamo dire, una mistica o una cultura. Certo, è sempre entrambi. Però qui l'interpretazione è più di una mistica, cioè è vivere il mondo vedendo in quella dimensione la partecipazione al mistero di Dio dentro il tempo, non oltre il tempo, non aspettando la vita eterna, no? Ma abitando in questo spazio. Ecco perché appunto il verbo abitare connota strutturalmente l'esperienza cristiana fin dalle origini, e il rapporto tra l'abitare il tempo e in qualche modo lo spazio diventa in qualche modo lo stile, ecco, che fa la differenza nell'esperienza cristiana. Questo lo si vedrà anche poi successivamente alla svolta costantiniana, cioè quando il cristianesimo si strutturerà nella maniera con cui noi lo conosciamo oggi, nella maniera più vicina a noi, cioè la cosiddetta civiltà parrocchiale, no? Una strutturazione, quella della parrocchia, che prende vita progressivamente dopo, no, l'editto costantiniano e dopo appunto la diffusione. Para-oikia, presso le case, para-oikia, dice esattamente questo, no? Cioè il fulcro dell'esperienza cristiana che si struttura, si radica in un territorio, diventa abitare le case in un certo modo, vivere presso le case in un certo modo. C'è sempre la dimensione appunto dell'abitare nella città, ma progressivamente diventa sempre più strutturato, sempre più appunto istituzionalizzato. Infatti dopo appunto progressivamente, dopo la svolta costantiniana, aumenta appunto il numero dei cristiani per tutta una serie di ragioni, evidentemente storiche. Si impone ai vescovi la necessità di provvedere in maniera più strutturale alla formazione, e da questo momento prende poi vita
lo spostamento dalle cosiddette pievi alle cosiddette parrocchie che si formano progressivamente, che diventano centri di amministrazione dei sacramenti, della formazione. E già verso il V secolo, no, si strutturano poi anche tutte le opere di assistenza, di promozione attorno alla comunità cittadina, no? E quindi diventano poi anche quelle che saranno poi più avanti, no, le realtà che conosciamo e che si avvicinano più anche alla nostra storia più recente, no? Le scuole, poi gli ospedali, gli alloggi per i pellegrini, l'assistenza capillare per i poveri e le vedove, eccetera, no? Secondo quell'ispirazione della tradizione apostolica, però più organizzata, più strutturata, più istituzionalizzata in maniera capillare. E poi prenderà vita e forma quella edizione di cristianesimo che è giunta fino ai nostri giorni, no, da cui ero partito. Nell'affresco delle lettere di Ogneto i cristiani non hanno delle loro strutture, non hanno delle loro città, abitano gli spazi di tutti, non si rinchiudono in uno spazio proprio, non fanno trasparire la differenza cristiana attraverso una targa che viene messa fuori dall'edificio, ma la differenza cristiana è data dal modo di vivere e dal modo di comportarsi. In questo senso è emblematico, no? Invece noi oggi abbiamo tante strutture che hanno questo nome, no? O avevamo. Questo senso, dico, la rilettura di questo capitolo quinto può diventare una sorta di oggetto di riflessione, no? Perché lo spazio pubblico di oggi è caratterizzato dal pluralismo, da un pluralismo radicale. E oggi forse possiamo trovare in questi testi antichi un modo per collocare il cristianesimo in maniera diversa, come ha detto Luca di Otallevi, in una forma forse più piccola, più religiosa e meno rilevante. Un modo di essere Chiesa più piccola, più religiosa, meno rilevante. Invece nella misura in cui, no, la Chiesa e il cristianesimo si posiziona nello spazio pubblico come una minoranza organizzata e militante, rischia di perdere esattamente il senso evangelico di quell'essere in qualche modo sale e lievito che esprime invece lo stile del testo della lettera di Ogneto. Mi sono soffermato molto sulla dimensione dello spazio, la città, i luoghi, le forme, le strutture, le istituzioni. La seconda coordinata, no, dell'ideale un po' elisse in cui volevo soffermarmi è quella del tempo. Dicevo che nel cristianesimo antico, nel cristianesimo del II secolo, diciamo, si sono attenuate quelle accentuazioni più radicali, e però è viva comunque la prospettiva di vivere il tempo ultimo, il tempo della fine. Questa dimensione temporale viene testimoniata appunto nella lettera di Ogneto dal modo in cui vivono appunto e qui c'entra un po' il tema del platonismo, no? Nel capitolo 6 soprattutto. Ciò che l'anima è nel corpo, i cristiani lo sono nel mondo. L'anima è disseminata in tutte le membra del corpo e i cristiani per le città del mondo. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo, così pure i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. E evidentemente la matrice platonica, no, di questa immagine del cristianesimo come l'anima mundi, però lo sfondo è, dicevo, più di tipo escatologico, cioè come ci si pone, come si vive in questo tempo. Lo si vive appunto come una sorta di prospettiva, diciamo, dove tutto viene calamitato, orientato alla vita eterna. Ora, questo tipo di
prospettiva nel rapporto con il tempo oggi è uno dei grandi temi su cui c'è un assordante silenzio da parte del cristianesimo, cioè la cosiddetta crisi dei novissimi, o una sorta di silenzio attorno ai temi ultimi della vita e della morte. E questo proprio perché viviamo in questo contesto in cui c'è una sorta di rimozione, no, dei temi ultimi. Eppure, anche questo è un insegnamento che ricaviamo da questi testi, è proprio lì che si gioca la differenza cristiana, nel modo di vivere il proprio rapporto con il tempo, sapendo che niente è eterno, ma solo Dio rimane in questa dimensione. E si vive in questo tempo con questa consapevolezza. Ora, il discorso cristiano in questo senso appare anche incomprensibile, perché prospetta una relazione diversa appunto con la realtà. C'è una sorta di doppia contemporaneità che il credente è chiamato a vivere, cioè la contemporaneità nella fede, no? Questa Gerusalemme celeste, chiamiamola così, no? Questa fedeltà a Gesù Cristo e alla Chiesa celeste è una fedeltà al suo tempo, una contemporaneità, una solidarietà con il tempo. È nella tensione in questi due poli, città terrestre e città celeste, che cammina il credente. E è una tensione che non può mai venir meno, pena lo schiacciarsi su uno di essi. Se si schiaccia troppo verso una spiritualizzazione, si arriva ad uno spiritualismo disincarnato, no? La Gerusalemme celeste, intesa come l'unico modo di forma di vita, oppure si cade viceversa in una sorta di laicizzazione, no? Sulla città terrestre, il socialismo cristiano e tutte le derive, no? che ne conseguono. Occorre mantenere questa tensione bifocale, questa doppia contemporaneità tra la città terrestre e la città celeste. Il punto è che oggi in particolare si è bloccata, si è inceppata questa trasmissione, questa doppia contemporaneità. E in questo senso è vivo, no, la sensazione a volte che il cristianesimo attuale, contemporaneo, si sia più secolarizzato, abbia perso appunto questa indole escatologica. Ma appunto per quello dicevo, e vado verso la conclusione, possiamo trovare dentro questi testi del secondo secolo, c'è anche la Didache, le lettere poi di Ignazio, di Antiochia, cioè in questi testi troviamo i fondamentali dell'esperienza cristiana, cioè un'etica, una speranza nella vita eterna e una formazione. È una formazione cristiana. In questo senso le scritture neotestamentarie e i testi del secondo secolo ci mostrano come in fondo il messaggio evangelico, il testo evangelico, è un testo che descrive un'esperienza religiosa paradossale, quella di essere appunto abitati da una speranza che ti pone nel già e non ancora. Il già è dato dall'abitare questo tempo, il non ancora è di viverlo in una prospettiva appunto escatologica, di una vita che verrà e che attende di essere manifestata in pieno. Ecco, come già Paolo, l'Apostolo, aveva intuito, il destino del cristianesimo è indissociabile dalla pratica del comandamento dell'amore che salva. No, anche Paolo dice nel celebre inno alla carità, anche se dessi il mio corpo, le fiamme, ma non avessi l'amore, a che cosa serve? Una, appunto, esperienza religiosa che non porta a vivere esperienza di donazione non serve a nulla. Ecco, in questo senso c'è una doppia, dicevo, contemporaneità. E allora, tornando all'inizio, ho fatto questo percorso, ho proposto questo percorso forse un po' veloce, certamente, però di dire torniamo a dei testi antichi non per il gusto
diciamo, di rileggere dei classici che hanno un valore in sé, ma tornare a quei testi per trovare forza di ispirazione per ripensare il modo di essere e di vivere la crisi che stiamo vivendo, perché indubbiamente è una crisi quella che stiamo vivendo. E dicevo, questo testo, la lettera di Ognietto, è stato citato non solo in occasione del Concilio Vaticano II, ma è stato tirato fuori, per esempio, più recentemente, proprio in occasione del lockdown, da alcuni commentatori che avevano appunto visto le disposizioni della normativa italiana, quelle del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in occasione proprio delle disposizioni, le primissime durante il lockdown, quelle del 27 marzo 2020, no? Dove si diceva, no, che non è possibile che ci siano appunto durante il culto celebrazioni liturgiche senza il concorso di fedeli limitati ai soli celebranti, eccetera, eccetera, no? Si erano ridotte le possibilità. E in quell'occasione di quel dibattito sono saltate fuori alcuni autori che hanno detto sì, bisognerebbe tornare ai cristiani la lettera di Ognietto, cioè nel disegnare il rapporto tra Stato e Chiesa, no? Di dire non dobbiamo accettare l'ingerenza dello Stato rispetto alle pratiche del culto. Come dire che questi sono temi rispetto ai quali costantemente ci sono delle tensioni che riemergono in qualche modo puntualmente e in maniera sempre un po' a volte non così ordinata. E concludo davvero dicendo, torno alla prima domanda, il cristianesimo come cultura e il cristianesimo come mistica. Nel 1966 Karl Rahner, teologo gesuita tedesco, profetizzò che il cristiano del futuro sarebbe stato un mistico oppure non sarebbe stato. E con il termine mistico intendeva uno che ha sperimentato qualcosa del mistero di Dio. E aggiungeva, in quel futuro ci saranno molti stili di pietà cristiana, perché il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà proprio. Ecco, a me sembra che quel futuro, profetizzato nel 66 da Rahner, è quello che stiamo vivendo già adesso. Cioè è quella mistica del quotidiano, per usare il termine di Michel Desserteau, che oggi può rendere ancora significativa e credibile l'esperienza cristiana anche per gli uomini e le donne del nostro tempo e nelle nostre città. Perché è sempre nella città che si vede appunto se ci sono ancora dei credenti. Ed è interessante questa dimensione perché se ci pensiamo è proprio quello che cerca di fare Abramo nel contrattare con Dio, no? A proposito di una pagina del Pentateuco, della Genesi, in cui c'è questo tentativo, no, di salvare una città in nome di alcuni giusti, no? E Abramo dice ma ce ne saranno 40, poi basta, dice no, forse ce ne saranno 30, poi ce ne saranno solo 10. E Dio dice per riguardo a quei 10 la città non sarà distrutta. Quindi è proprio la città, diciamo, il luogo in cui si può vedere se questa esperienza di misericordia effettivamente si manifesta come una speranza per tutti, per i credenti e per i non credenti. Ecco, con questo, diciamo, piccoli spunti a riguardo del rapporto tra cristianesimo e città, ho voluto dare qualche spunto di rilettura, diciamo, di questo celebre testo, di questo capitolo quinto della lettera a Ognietto. E ringrazio per l'attenzione, adesso io ho concluso, non c'è l'applauso in sala, sì c'è l'applauso in sala, ma vi saluto e non so lo streaming come funzioni, se c'è previsto il dibattito oppure no. Lascio la parola a Giuseppe, non so se c'è una conclusione secca, così, va bene. Va bene, grazie per l'attenzione a tutti quanti voi e buona serata a tutti. Grazie a Don Stefano, ricordo a tutti l'appuntamento di venerdì prossimo che è dedicato alla scienza, questa volta ci sarà il professor Paolo Zucconna dell'Università di Trento che ci parlerà di giovedì prossimo, chiedo scusa, è vero, sono legato ancora, esatto, e di domani che ci sarà, che è venerdì.
il professor Zuccon ci parlerà di fisica fondamentale osservando l'universo. Domani c'è l'importante seminario dedicato alla figura di Alexandre Kojève, pensiero giuridico di Alexandre Kojève, che è filosofo francese di origine russa, che è considerato uno dei massimi interpreti del pensiero hegeliano. Grazie ancora a tutti partiremo alle 15:30 con lo streaming. Ecco, questo è importante, non sarà alle 18, ma dalle 15:30 in poi. Grazie ancora a tutti e alla prossima. È uno dei più